commercianti via Roma in festa per rivitalizzare la zona rossa della città, è idea nata durante la passeggiata della Lega di mercoledì sera. Clochard aggredito nel parcheggio della Piani da un altro senza tetto. Il sindaco Conte questa mattina in sopralluogo sul posto, domani incontrerà il prefetto. Colpito al volto da un colpo di pistola gravissimo un ciclista di 59 anni di origini albanesi. Il drammatico episodio a Fontaniva nel Padovano, indagano i carabinieri. Furto in pieno giorno al bar Via Vai di Covolo di Pederobba. Un uomo si finge cliente, poi ruba il salvadanaio delle mance. Il ladro ripreso dalle telecamere del locale. È di 5 giovani feriti il bilancio di un incidente tra due auto accaduto domenica all'alba in Treviso Mare a Montebelluna. Scontro tra auto e moto, in ospedale un centauro. Conto alla rovescia per la Triverità di Conegliano. A Signoressa gli alpini donano un monumento alla comunità recuperando uno spazio non più utilizzato, e da domani le emittenti Media Nord-Est in diretta con ospiti e collegamenti. Il centro di Treviso ha ospitato la 28ª edizione delle gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa, volontari impegnati in simulazioni di interventi per raccontare ai cittadini la loro attività. Buonasera, buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, che si apre dunque con una iniziativa che interesserà la zona rossa di Treviso, iniziativa dal nome Via Roma in Festa, che nasce con i commercianti e che nasce all'indomani della passeggiata organizzata dalla Lega proprio in Via Roma mercoledì sera. Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente con i commercianti per mettere a punto il calendario. Abbiamo già delle idee pronte, però nasce ufficialmente Via Roma in Festa. Il sindaco Conte lancia una nuova iniziativa con i commercianti di Via Roma per riqualificare la prima zona rossa della città. Un'idea nata negli ultimi giorni, proprio dopo la passeggiata organizzata dalla Lega giovedì sera. Dalla passeggiata con i cittadini dell'altra sera e parlando con i commercianti del quadrante di Via Roma è nata l'idea di una festa periodica, quindi che si ripeterà nelle settimane, che è Via Roma in Festa. Musica, arte, buon cibo saranno insieme ai cittadini protagonisti di una festa che punta a rivitalizzare il quartiere, spesso al centro delle cronache. Laddove magari troppe volte abbiamo sentito dei richiami negativi di quella zona. Ecco, vogliamo esattamente con lo stesso spirito della passeggiata, cioè quello di far vedere dei luoghi che sono assolutamente belli, sicuri e affascinanti, portare tutti i nostri cittadini in Via Roma in Festa. Da quando potrebbe partire? Ma credo che nelle prossime settimane calendarizzeremo già la prima serata. Vogliamo farlo anche proprio in corrispondenza della zona rossa, proprio per far vedere che funziona e che è una zona estremamente sicura, ma soprattutto che è un quadrante di città aperto alle famiglie, ai bambini, agli artisti, a tutti coloro che vogliono vivere la città nel migliore dei modi. In settimana il sindaco incontrerà nuovamente i commercianti per definire il calendario di eventi che dovrebbero svolgersi 2 volte al mese. Sarà scelto un giorno infrasettimanale, probabilmente il giovedì, quando dalle 18 Via Roma chiuderà parzialmente al traffico per riempirsi di tavoli, musica e opere d'arte. Troveremo il modo da un punto di vista viario di non intralciare il traffico, ma di consegnare in corrispondenza della sfera di Tony Benetton un'area proprio destinata a questa festa di quartiere, questa festa comunitaria che ha un grande significato di riqualificazione sociale. Aggredito da un senza tetto nel parcheggio della Piani, vittima un altro clochard 25enne. Il sindaco Conte domani incontrerà il prefetto. A terra la chiazza di sangue, la camicia insanguinata, una scarpa, una bici. Ricoverato in ospedale, un ragazzo indiano di 25 anni aggredito brutalmente da un pakistano. I 2 clochard bivaccano da tempo al parcheggio a Piani. Una lite scoppiata mentre i 2 stavano parlando e che ha rischiato di terminare in tragedia. Ad allertare la polizia alcuni cittadini. Sul posto gli agenti che hanno chiamato subito il SUEM 118. Il 25enne è stato picchiato e colpito al volto e al torace. Immediatamente è stato fermato e identificato l'aggressore. Si tratta di un pakistano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per aver creato problemi e dato in escandescenze più di una volta. L'uomo è stato denunciato per lesioni, mentre il ragazzo ferito ha avuto una prognosi di 25 giorni. Nonostante i lavori di chiusura del parcheggio interrato della Piani, sopra continuano a bivaccare notte e giorno cittadini stranieri. Vicino alle macchinette per pagare i biglietti, bottiglie vuote, scarpe, giacigli di fortuna, mozziconi
buoni di sigaretta. La gente passa, a volte scavalcando gli stranieri distesi. L'episodio dell'altra sera ha aumentato il malumore. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo e dopo aver visto la situazione ha chiesto un appuntamento al prefetto. È fondamentale che anche lo Stato ci aiuti a non far più arrivare queste persone. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno, abbiamo sistemato il parcheggio, abbiamo chiuso, però ogni sera continuano ad arrivare persone estranee al nostro tessuto sociale, per carità, in cerca di aiuto, in cerca di casa, in cerca di lavoro. È altrettanto vero che questa è una comunità che ha già dato tanto, che sta dando tanto e dobbiamo trovare altre forme per poter aiutare queste persone. Una situazione che deve essere risolta, l'amarezza del primo cittadino. Le forze a disposizione dell'amministrazione comunale sono sempre più limitate e fino ad oggi siamo sempre intervenuti con fondi propri sia per pulire, sia per sgombrare, sia per chiudere. Chiedo davvero aiuto alle istituzioni perché episodi come quello di ieri non succedano più, ma soprattutto perché si metta la parola fine al fenomeno dei bivacchi di questi stranieri che vanno lì perché sono vicini all'ufficio immigrazione. È altrettanto vero che non è più tollerabile questa situazione. Usciamo dalla provincia di Treviso per un attimo con due notizie di cronaca. La prima che arriva da Fontaniva nel Padovano, dove un ciclista 59enne di origini albanesi è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito al volto da un colpo di pistola. In un primo momento alcuni automobilisti in transito hanno notato il ciclista a terra e hanno pensato si trattasse di un incidente stradale. Immediatamente sul luogo sono arrivati i sanitari del SUEM. Il personale medico in pochi minuti ha subito intuito che la caduta della bicicletta era stata provocata da qualcosa di ben più grave. L'uomo era stato infatti raggiunto da un colpo di arma da fuoco al volto. È stato portato immediatamente in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cittadella e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Padova che stanno svolgendo le indagini. A Vicenza invece con un gravissimo episodio che coinvolge un giovanissimo, un ragazzo albanese di 16 anni colpito con due fendenti, uno alla schiena e l'altro alla mano in una zona limitrofa al centro storico e si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse un suo coetaneo per motivi ancora tutti da chiarire. Sul fatto di sangue sta procedendo la squadra mobile di Vicenza che al momento mantiene il riservo sulle indagini. Attraverso i video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo sarebbero già stati ascoltati alcuni testimoni, anche se un quadro più preciso lo si avrà quando il ferito potrà parlare dal letto dell'ospedale. Tra le piste al vaglio anche quella di un diverbio degenerato, ma non si esclude una tentata rapina. Forse il sedicenne aveva un appuntamento con chi poi lo ha aggredito, ma i soggetti coinvolti nell'agguato potrebbero essere più di due. Dopo l'accoltellamento il sedicenne, pur sanguinante, è riuscito a percorrere alcune centinaia di metri a piedi chiedendo aiuto in un locale pubblico. Torniamo nella Marca con due incidenti stradali accaduti nelle ultime ore. Sulla Treviso Mare uno schianto tra due auto, 5 giovani finiti in ospedale. A Montebelluna invece auto contro moto, ferito un centauro. Sono le prime luci dell'alba, lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncade, il boato e lo schianto. Due auto nei pressi dell'incrocio con via Montiron si sono scontrate. Una delle vetture ha finito la corsa ribaltata sul fianco. All'interno delle due macchine 5 giovani. Immediata la chiamata al SUEM 118 e ai vigili del fuoco. I ragazzi tra i 22 e i 26 anni sono stati liberati dagli abitacoli e portati in ospedale a Treviso. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Hanno riportato ferite e contusioni. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Alla guida delle macchine un 26enne di Zero Branco ed un 22enne di Preganziol. L'incidente è avvenuto alle 5:20, limitati vista l'ora i disagi al traffico. L'incrocio è stato temporaneamente bloccato per permettere il soccorso ai feriti e la rimozione dei mezzi. Poche ore dopo un altro incidente sulle strade della Marca, questa volta è accaduto a Montebelluna in via Feltrina Nord. A scontrarsi
una moto ed una macchina. Sul posto si sono fermati altri automobilisti per prestare i primi soccorsi e chiamare l'ambulanza del 118 e i carabinieri di Montebelluna. Il motociclista caduto a terra non è in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso ed è stato trasportato all'ospedale montebellunese per le cure del caso. Illeso invece l'automobilista. Con l'estate e le scuole chiuse, soprattutto durante i fine settimana, la circolazione dei veicoli è maggiore. Nelle strade che portano alle località turistiche le forze dell'ordine hanno già potenziato i controlli per cercare di arginare il fenomeno dei sinistri. L'appello è sempre quello di prestare massima attenzione e mettersi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali. Furto in pieno giorno in un bar di Covolo di Pederobba, un cittadino probabilmente straniero ha rubato il salvadanaio delle mance, è stato ripreso dalle telecamere del locale. È entrato nel bar fingendosi cliente ed ha chiesto un caffè, poi ha atteso che le dipendenti fossero impegnate ed ha nascosto dentro la giacca che teneva in mano il salvadanaio delle mance. Un gesto repentino che non ha notato nessuno fino a quando si sono accorti che era stato sottratto dal bancone. Il ladro è poi uscito indisturbato dal locale, tutto senza sapere che era stato immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale. Lo sdegno del sindaco di Pederobba, Marco Turato. Fa tristezza non tanto per il valore del furto quanto per il gesto. Un salvadanaio che è un guadagno extra di lavoratori di un'attività che viene portato via così, non penso faccia la fortuna di nessuno, tantomeno di chi lo ha rubato. Mi spiace tanto più per il gesto e basta. È triste. Un furto messo a segno in pieno pomeriggio. Un cliente non abituale del locale, hanno spiegato le dipendenti. L'uomo, molto probabilmente straniero, sarà identificato, ma mancano pene certe anche per questi atti, dice il primo cittadino. Non paga per i gesti che compie. Se ci fosse una pena certa, ma che venga scontata in galera, no? a piede libero, eccetera, eccetera. Devono andare in galera queste persone qua, devono scontare una pena. Punto e basta, di inasprire le pene e metterle in atto comunque, non interpretare le leggi. Da ottobre in Veneto stop ai veicoli Euro 5, circa 1 milione di mezzi, poco meno di 72.000 nella Marca Trevigiana. ACI spiega si tratta di veicoli con un'alta attenzione all'ambiente, è necessaria una deroga. L'Euro 5 nella città di Treviso abbiamo studiato e quindi circolano circa 4.688 auto Euro 5 in città di Treviso. Per quanto riguarda invece la provincia, le auto aumentano a 67.211. Poco meno di 72.000 auto Euro 5 immatricolate tra il 2009 e il 2015 nella Marca Trevigiana dal 20 ottobre sono a rischio circolazione. Questo per effetto del decreto legge 121 del 2023 che impone alle regioni del bacino padano di adottare misure stringenti contro l'inquinamento atmosferico. Il provvedimento sarà attuato da ottobre ad aprile in presenza dell'allerta smog arancio e rosso. Misure che secondo ACI vanno a colpire veicoli gli Euro 5 per l'appunto con un buon livello di attenzione all'ambiente. Il parco auto del Trevigiano è uno dei parchi auto migliori, cioè nel senso l'Euro 5 sinceramente è un livello di attenzione all'ambiente non poco rilevante. Se da ottobre queste situazioni dovessero essere, come dire, confermate, quindi l'Euro 5 non potrà più circolare, è un problema serio, cioè 70.000 persone probabilmente avranno qualche difficoltà alla circolazione. Chiediamoci se è un provvedimento, come dire, che è importante oppure magari si può dare qualche deroga e poi fra qualche tempo ne possiamo riparlare. Un interrogativo e una proposta messe sul tavolo dal direttore Centola che auspica una deroga per permettere ai cittadini di far fronte alla spesa per la sostituzione della propria auto con maggior tempo a disposizione. Io spero, come ACI, e quindi mi metto nei panni degli automobilisti possessori di auto Euro 5 che si possa, diciamo, avere una proposta, una politica un po' più comprensiva
proprio per il ricambio auto e quindi andare con una deroga che probabilmente si potrà realizzare nel prossimo anno, quindi nel 2026. La Regione Veneto ha annunciato un nuovo bando di finanziamento per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Naturalmente ci si aspetta anche qualche forma di incentivazione da parte a questo punto della Regione per poter agevolare il cambio auto nei confronti dei possessori dell'Euro 5. Inaugurazione delle opere e degli interventi di trasformazione irrigua da sistemare a scorrimento ad impianto a pressione nei comuni di Crocetta, Montebelluna, Istrana Paese, Quinto, Arcade e Nervesa, finanziati dal Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. La cerimonia alla centralina di pompaggio di Croce del Gallo in comune di Cornuda. A salutare le nuove opere anche il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della 9ª Commissione Senato Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Quando si è insediato il governo Meloni non c'era una strategia sull'acqua e sulle risorse idriche, nonostante fosse ben noto, spiega, il fatto che la siccità sia un fenomeno ciclico pronto a ripresentarsi ogni 5 anni. Come prima azione abbiamo attivato una cabina di regia e per rimarcare il ruolo strategico del Veneto nella partita acqua abbiamo messo alla guida un grande tecnico veneto e da qui siamo partiti. Siamo riusciti, continua De Carlo, a organizzare meglio l'utilizzo dei fondi PNRR cercando di investire su ciò che serve realmente. Un cambio di rotta che si è fatto sentire anche in Europa, dove dopo 5 anni in cui l'agricoltore era bravo se non produceva, ora finalmente si parla di produrre di più e meglio, di sovranità alimentare, di tutela di chi lavora e produce. E con l'estate ormai alle porte, per i comuni è una corsa contro il tempo per la manutenzione, contro i danni causati da fenomeni atmosferici estremi come quelli di qualche giorno fa. Bombe d'acqua, grandinate record, raffiche di vento, eventi meteorologici estremi che sempre più spesso segnano le nostre estati. Raccolti distrutti, scantinati e case allagate, tetti scoperchiati, una conta dei danni che aumenta, mentre per i comuni, in vista dell'estate ormai alle porte, è una corsa contro il tempo per la manutenzione di tombini e canali di scolo. Purtroppo paghiamo una scarsa programmazione, ma non degli ultimi 10 anni, da prima ancora. Adesso è una corsa alla sistemazione e chiaramente si cerca di fare il possibile, anche noi sindaci facciamo quello che possiamo. È chiaro che si dialoga continuamente con gli enti sovraordinati preposti alla manutenzione e al controllo, però ecco, spesso l'evento è tanto più grande di noi. Noi probabilmente abbiamo non solo i tubi, ma anche proprio i fossi legati a precipitazioni di 20-30 anni fa, come è giusto che sia, nel senso che erano stati costruiti in quel periodo. Probabilmente i fenomeni attuali hanno queste famose bombe d'acqua che scaricano una quantità di acqua importantissima in pochissimo tempo e quindi i canali fanno fatica a fare la loro funzione. Nell'ultima ondata di maltempo i danni maggiori provocati da chicchi di grandine come palline da tennis e dalle forti folate di vento che a Povegliano hanno abbattuto tutti i cartelli stradali e un albero. Anche a Spresiano un platano della Pontebana è stato sradicato finendo nel giardino di un'abitazione. Purtroppo soffriamo di un fenomeno chiamato downburst. Adesso io non sono un meteorologo e non sono neanche un esperto, però abbiamo praticamente del vento che si incanala in una zona e tira giù tutto quello che trova in quella zona là. In questo caso qua l'albero era sanissimo, è stato proprio sradicato da questa forte folata di vento. E mentre scatta l'ennesima conta dei danni, dal primo cittadino di Spresiano la richiesta in tal senso di un progetto strutturato che preveda un incontro tra i sindaci. Per quanto riguarda la conta dei danni, avere una struttura organica che preveda la raccolta, l'invio e l'eventuale comunicazione al cittadino. Te lo paghiamo perché abbiamo lo stato di emergenza, non te lo paghiamo, hai un'assicurazione, lo paga l'assicurazione del comune. Cioè dovremmo avere un modo ordinato anche per questa cosa qui. Villa Belvedere, inaugurata a Crocetta del Montello, una nuova ala della struttura per anziani che potrà ospitare 52 tra autosufficienti e non autosufficienti. Dopo 7 anni, il tanto atteso taglio del nastro per la nuova ala sud di Villa Belvedere a Crocetta del Montello. Ovvero 52 nuovi posti letto, una parte per autosufficienti e una grossa parte per persone non autosufficienti, suddivise in 4 piani, da un seminterrato, un piano terra, un primo e un secondo piano, che di fatto ci permettono di completare l'offerta sociosanitaria che questa struttura offre da tanti anni. Una struttura confortevole dove sono stati riprodotti ambienti il più possibile familiari
per far sentire l'ospite quasi come a casa propria. Nella fattispecie abbiamo creato, qui dove siamo adesso, il nucleo Alzheimer, che come potete vedere alle mie spalle si è cercato di rendere il più confortevole possibile anche da un punto di vista cognitivo. Al piano superiore abbiamo inaugurato un nuovissimo reparto per gli ospiti, diciamo un po' più impegnativi, e di fatto assomiglia prettamente a un reparto ospedaliero, soprattutto per le tecnologie applicate, tecnologie che sono necessarie oggi a supporto degli operatori per poter assolvere al meglio il loro lavoro. L'opera è stata completata grazie al contributo della Regione Veneto e al decreto aiuti del governo. C'è stata insomma una piccola goccia che ha contribuito appunto a far sì che questa struttura oggi venisse inaugurata, di 1 milione di euro. 2 generazioni a confronto, presenti alla cerimonia anche i ragazzi delle scuole elementari e medie di Crocetta del Montello che hanno intonato l'inno di Mameli. Sempre di più queste strutture si aprono, non sono più esclusive, sono inclusive, aperte, e quindi si stanno organizzando per rendere partecipi la vita della comunità integrata anche con queste strutture. E questo è testato, aiuta gli ospiti a stare meglio e le famiglie a avere l'opportunità di visitare i propri cari quando ritengono più opportuno di farlo. Ampi anche gli spazi esterni con la fontana e la scultura di Tony Benetton. Grande emozione quando è stato svelato il monumento in memoria degli ospiti andati avanti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Oggi Treviso ha ospitato la 28ª gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa. Treviso 2, partire. Padova, siete pronti? Sono partite da Piazza dei Signori le 10 squadre della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, impegnate nelle gare regionali di primo soccorso, che hanno ospitato nel capoluogo della Marca anche la squadra delle Marche e una classe di un istituto di schio classificatasi quarta alle Olimpiadi proprio di primo soccorso. Avremo sparse per la città di Treviso alcuni scenari dove verranno simulate reali scene e i volontari si sfideranno a questa competizione per affrontare al meglio questi scenari. Le simulazioni altamente realistiche hanno visto in campo i volontari appositamente formati e truccati per rendere le scene il più possibile fedeli a situazioni di emergenza reali. In Piazza Rinaldi, il villaggio della Croce Rossa, con postazioni informative e dimostrative aperte al pubblico. È anche un momento bello tra loro, si incontrano, sono tutti giovani, se avete visto, e Croce Rossa è anche questa, quindi siamo assolutamente non solo felici ma anche molto orgogliosi di ospitarli a Treviso. E mi sento di dire grazie a tutti i volontari presenti che tanto tempo regalano a tutti. Avis e Legambiente insieme per un progetto di cittadinanza attiva che ha coinvolto per 9 mesi oltre 1000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori, una collaborazione destinata a proseguire. Fare del bene al prossimo avendo cura di noi stessi, degli altri e dell'ambiente. Un presente che pensa al futuro. Avis e Legambiente Veneto insieme nel progetto Green Blood, 9 mesi di formazione e cittadinanza attiva. 500 ore dedicate al volontariato, più di 1000 persone coinvolte tra genitori, insegnanti e ragazzi dai 14 ai 17 anni. Sono state coinvolte le scuole, hanno portato avanti dei progetti in parallelo per quanto riguarda l'ambiente, quindi il loro futuro, e anche la donazione del sangue, che è comunque un tema di solidarietà. Rappresenta quello che già tanti volontari hanno nelle loro corde, cioè quello di essere disponibili non solo a donare il proprio sangue o il proprio tempo, ma a fare entrambe le cose perché credono nel volontariato come strumento di cittadinanza attiva. Per i ragazzi 20 laboratori Avis e Legambiente per un totale di 380 ore in classe, per gli adulti 60 incontri per un totale di 120 ore di formazione. Il tutto grazie all'apporto di Rosaria Milani, psicologa e psicoterapeuta di Green Blood, che ha seguito l'iniziativa insieme alla collega Elisa Massimo. Come lasciamo l'ambiente alle generazioni future, come possiamo aiutarci per avere un sistema sanitario che sia in grado di curare le persone e come anche condurre uno stile di vita sano e in modo da poter aiutare gli altri.
progetto ha portato grande entusiasmo all'interno degli istituti scolastici. I nostri formatori, insieme ai formatori di Avis, hanno creato le condizioni per un protagonismo da parte dei giovani molto interessante, per la creazione di prodotti, oltre che nell'animazione e nell'attivazione territoriale in attività di pulizia, di conoscenza, piuttosto appunto che di dono, e questo ha creato delle prospettive che secondo noi possono mettere le basi per una collaborazione che prosegua. Da domani inizieremo a raccontarvi ogni giorno in diretta il raduno Triveneto Alpino a Conegliano, un appuntamento a cui particolarmente nella Marca si stanno preparando tutte le penne nere di ogni gruppo, anche con iniziative locali destinate a rimanere nel tempo, come a Signoressa, dove gli alpini hanno voluto donare un monumento alla comunità recuperando uno spazio non più utilizzato. Abbiamo già organizzato un bel gruppo che parteciperà a tutte le 3 giornate che sono state programmate venerdì, sabato e domenica per la donata del terzo raggruppamento, anche perché Conegliano rappresentava e rappresenta ancora la batteria di artiglieria da montagna di Conegliano. Alpini pronti a Signoressa per il raduno Triveneto di Conegliano, non prima però di aver donato alla comunità un'altra delle innumerevoli opere che contraddistinguono l'attività del gruppo. Quest'anno la scelta ha portato alla realizzazione di un monumento dedicato a Maria Montessori, vicino alle scuole elementari, realizzato da un artista artigliere da montagna proprio del Conegliano. È stata un'idea del capogruppo di un altro alpino che ha detto: cosa facciamo di questa struttura che doveva essere abbattuta perché era anche pericolosa. E allora mi è venuto in mente questa cosa qua, forse perché le idee vengono così e la prima idea è quella che poi dopo conclude. Ho detto facciamo un inno alla Montessori e poi dopo piano piano mi sono documentato ed è questo cerchio come un abbraccio e allora anche questo mi ha dato questa spinta a arrivare qua. Recuperare uno spazio valorizzando chi ha dedicato la propria vita alla formazione morale e culturale di generazioni di italiani. Abbiamo voluto quest'opera per inneggiare e anche per incoraggiare i bambini, per far ricordare il metodo che ci ha fatti crescere tutti, cioè quello della Maria Montessori, pedagogista, la prima donna laureata in medicina in Italia, ma soprattutto per il bene che ha voluto dei bambini, ha voluto un bene immenso e si è dedicata tutta la vita per i bambini. Quindi sono valori che noi come alpini, attraverso il mondo della scuola, abbiamo un progetto, cioè quello di aiutare, essere vicini e trasmettere veramente il senso di solidarietà e di amicizia e di pace. E nella settimana del raduno Alpini di Conegliano vale la pena ricordare quanto hanno fatto e stanno facendo le penne nere per le comunità, attività di supporto ma anche opere concrete che rimangono negli anni. Allora andiamo indietro nel tempo con il consueto servizio della domenica dedicato alla nostra storia, quando le penne nere trevigiane ristrutturarono un casolare a Fontanelle per poi donarlo alla piccola comunità di Don Gigi Vian. Ce l'hanno quasi fatta. Con la tenacia e il senso del dovere che li contraddistinguono da sempre, gli alpini trevigiani stanno per completare il lavoro di ristrutturazione della casa colonica nel comune di Fontanelle, destinata a divenire centro di recupero, terapia e reinserimento lavorativo per giovani tossicodipendenti. Un lavoro che si protrae ormai da anni e che può ben essere quantificato nelle 35.000 ore di lavoro offerte generosamente dalle penne nere dell'ANA della provincia di Treviso, in un gesto di esemplare altruismo. A ottobre, con buona probabilità, gli alpini saranno dunque in grado di consegnare a Don Gigi Vian e ai suoi ragazzi della piccola comunità di Conegliano un centro destinato a divenire quasi certamente un punto di riferimento nell'ambito della cura e del recupero delle tossicodipendenze, e con questo intento si lavora ogni sabato e domenica alla Cremente. Ci ha incoraggiato moltissimo vedere lì alpini, perché l'assemblea dei delegati, quando è stato fatto l'appello per rispondere alla richiesta della piccola comunità di Conegliano,
È stata una risposta unanime e nel maggio dell'85 abbiamo iniziato e la media dei partecipanti è di 25-30, però abbiamo superato punte anche di 60-70 unità lavorative nei giorni di sabato e di domenica, alpini che provengono da ogni parte della provincia, facenti capo ai 92 gruppi di cui è composta la nostra sezione. Dal cantiere degli alpini, come tutti lo chiamano dalle parti di Fontanelle, sta così per nascere un centro dotato di tutte le attrezzature necessarie che costituirà il primo grande intervento operato dagli alpini nel settore della lotta contro le tossicodipendenze su scala nazionale. Ma lo spirito di solidarietà di un solo gruppo non basta, c'è bisogno di un intervento a più largo raggio, tali e tanti sono i costi che un'iniziativa del genere comporta. Ci sono, ad esempio, gli enti locali che, consociandosi, una grossa mano sul piano finanziario la potrebbero dare. E già qualche cosa si sta muovendo, lo dimostra la visita compiuta stamane al cantiere da parte del sindaco di Spresiano. Che impressione ha tratto a seguito della visita di questo eccezionale cantiere? Ma l'impressione ottima, era fuori discussione, conoscendo gli alpini, conoscendo lo spirito, conoscendo quello che loro ci mettono, loro stessi nelle cose che fanno su tutti i loro interventi, e quindi questa credo sia un'opera meritevole di esaltazione per il significato sociale che ha per la comunità. E non sono solo parole, dato che il sindaco di Spresiano ha già annunciato che il suo comune stanzierà un contributo per l'iniziativa. Chissà che non sia il primo di una lunga serie. È tutto per questa sera, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona domenica sera.